cari amici, benvenuti anche oggi nel canale Marietto Veneziano. Bene, da come avete visto la mascherina principale, oggi il Marietto farà la classica 3 mazzetti con le sibille su il tema "Lui cosa pensa di me?". Quindi io metterò 3 mazzetti, mischierò le carte, metterò 3 mazzetti, voi vi concentrate su 1, 2, 3 mazzetti e poi io farò la stesa. Ok, iniziamo. Allora, prima di tutto mischio le carte, le sibille, chiacchierine, vediamo cosa ci dicono oggi. Facciamo 3 bei mazzetti. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, visto? Mettiamo qua i 3 mazzetti. Vedete? Concentratevi bene, il mazzetto numero 1, il mazzetto numero 2 e il mazzetto numero 3. La domanda è: lui cosa pensa di me in questo momento? In questo momento lui cosa pensa di me per i prossimi periodi? Mazzetto numero 1, il mazzetto numero 2 e il mazzetto numero 3. Concentratevi bene e iniziamo col mazzetto numero 1. Quindi spostiamo gli altri mazzetti e vediamo lui cosa pensa di me. Giriamo la prima carta: militare, viaggio, dottore, malinconia e gelosia. Allora, ripeto: militare, viaggio, dottore, malinconia e gelosia. Allora, prima di tutto lui pensa che voi avete dei segreti, che siete una persona che gli piace un po' cambiare, che alcune volte avete dei momenti di malinconia, ma lui resta geloso. Lui quindi nei vostri confronti si vede che voi avete dei segreti, qualcosa che lui pensa, almeno così, che voi avete dei segreti nei suoi confronti, che siete una persona che potrebbe cambiare e potreste rimanere un pochettino delusi da lui, ma lui è fondamentalmente geloso. Quindi, care amiche, attenzione, perché in questo momento lui è un po' traballante, perché proprio perché nei vostri confronti lui pensa che voi siate un pochettino dure e nello stesso tempo con dei segreti. Vi piace cambiare e insomma, vedete, malinconia e dottore sono dei momenti di cambiamento un po' particolari, ma lui resta geloso di voi. Quindi, care amiche, state attenti di in un certo senso non farlo ingelosire e ditegli proprio tutto. Bene, quindi nel primo mazzetto vediamo che lui pensa che voi abbiate dei segreti ed è geloso di voi. Vediamo il secondo mazzetto. Secondo mazzetto: vedovo, donna maritata, la riunione, deliranti e nemico. Riprendiamo: vedovo, donna maritata, la riunione, deliranti e nemico. In questo mazzetto sempre la domanda: lui cosa pensa di me? In un certo senso, con vedovo, insomma, sembra che sia morto qualcosa nei confronti di lui verso di voi, perché vi vede una persona molto sicura, molto decisa per la famiglia, vede che voi volete riunirvi, però ha paura perché con deliranti e nemico in chiusura lui in questo momento sembra quasi che gli fa paura la vostra sicurezza e la vostra voglia di restare assieme, sembra quasi che lo soffocate, quindi vorrebbe in un certo senso tagliare e potrebbe diventare anche una cosa un po' negativa, perché vedete delirante e nemico con apertura vedovo. Diciamo che il secondo mazzetto non è positivo, perché voi siete solida con donna maritata e riunione, ma vedo nel nemico finale e vedovo partenza che sono delle carte molto toste. Quindi, care amiche, non cercate che con la vostra donna maritata e la vostra riunione cercate di non stringerlo troppo negli angoli e lasciategli un po' di respiro, perché sennò lui vedo che cercherà una via di uscita. Bene, secondo me. Vediamo il terzo mazzetto.
terzo mazzetto, gran signore, morte, vecchia signora, lettera e sacerdote. Sempre la domanda: lui cosa pensa di me? Vediamo che prima di tutto pensa che voi siete una persona di grande valore, con una grande intelligenza, però ha paura di un cambiamento, vede che voi siete una grande persona, avete un grande carisma, delle grandi capacità, e lui ha paura che voi molliate, anche se sa che voi siete veramente solida, ha paura che voi gli scrivete qualcosa e nello stesso tempo però con sacerdote sa che siete una persona giusta, quindi tutto sommato è una persona che gioca in difesa nei vostri confronti, nel senso che sa che voi valete, sa che voi con sacerdote ragionate bene e siete potenti, ma ha paura che voi gli mandiate dei messaggi che lo indeboliscono. Lui vive nel terrore che voi lo lasciate, cari amici, care amiche soprattutto, perché questa qui è una stesa rivolta alle donne che vogliono sapere cosa pensa lui di loro. Quindi vi tiene in grande considerazione, proprio perché il Gran Signore e sacerdote in finale, tutto quello che è in mezzo c'entra poco, perché con questo Gran Signore vi stima tantissimo e in chiusura sa che voi siete persone giuste, siete persone corrette e che con la vecchia signora avete un temperamento di qualità, di tenuta alla distanza. Quindi direi che il terzo mazzetto, chiunque abbia scelto il terzo mazzetto, voglio che sappia che lui vi stima tantissimo. Ecco. Bene, cari amici, anche per oggi il vostro Marietto ha chiuso. Vi dico allora la prima così così, la seconda mazzetto andiamo un pochettino, lui ha un po' di paura, nel terzo mazzetto invece lui vi stima moltissimo. Bene, cari amici, anche per oggi il vostro Marietto, scusate, vi ha dato questa stesa su lui cosa pensa di voi, e vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegarda o al canale del Marietto Veneziano, o di venirci a trovare nei gruppi di Facebook.